Buonasera a tutti ragazzi, stasera parleremo di uno dei tanti peccati della Chiesa. In effetti la Chiesa tra il 1227 e il 1235 fece proprio un casino davvero, diciamo, esagerato. Cioè, in questi 5 secoli, ragazzi, sono state torturate e uccise oltre 1 milione di donne. Quindi diciamo che già Papa Innocenzo V autorizzò l'uso della tortura per estorcere confessioni di stregoneria da parte diciamo, delle donne sospettate. Quindi questo Papa, diciamo, criminale, fu sepolto nel Duomo di Napoli con un'iscrizione che inizia con queste parole: Hic superis dignus requesciut Papa Benignus. In effetti lui, ragazzi, diede il potere, anzi diede l'inizio di procedere, diciamo, contro queste donne che erano accusate di stregoneria. Quindi automaticamente anche Papa Innocenzo VII ha emesso un'altra bolla, Summis Desiderantes Affectibus, che ordinava di inquisire sistematicamente, torturare e giustiziare queste persone. Quindi, ragazzi, tutti i papi che si sono diciamo, in successione dal 1257 al 1816 ci fu proprio una persecuzione di queste donne. In effetti, come dicono tutti, non sfuggiva a nessuno. Quindi erano poi la prova poi era proprio una cosa pazzesca. Addirittura erano sottoposte alla prova della pietra al collo. La presunta colpevole veniva, cioè sentito un poco, gettata in acqua, legata a una pietra, si annegava, era innocente, se rimaneva a galla era una strega. Quindi ragazzi, in ogni caso moriva. Quindi vedi, questa è la Chiesa cattolica, ragazzi, questi sono secoli e secoli di cattolicesimo. Qua si parla della Chiesa. A volte molti di voi mi dicono la Chiesa così, la Chiesa così. Per parte mia la Chiesa, per parte mia non esiste. La Chiesa è solo Dio, Gesù e lo Spirito Santo. Quindi la Chiesa per parte mia, ragazzi, il regno di Dio è dentro di te, è tutto intorno a te, non in templi di pietra e di legno. La sapete, no? Questa è una citazione del Vangelo apocrifo che è stato dichiarato, diciamo, eretico, perché giustamente questa parola automaticamente distruggeva ogni forma di chiesa. Quindi in queste piccole parole c'è scritto che il regno di Dio sta ovunque, non in templi di pietra o di legno. In questa parabola, diciamo, del Vangelo apocrifo di Giovanni viene fuori questa cosa. Dice: solleva una pietra e io ci sarò, spezza un legno e mi troverai. Quindi dice che Dio è ovunque. Quindi dice proprio non in templi di pietra o di legno. Quindi già in queste parole si capisce che la Chiesa ha voluto trascrivere quello che voleva lei, anche perché questo Evangelo è stato dichiarato apocrifo, cioè non è originale, perché dice che la Chiesa non ne bisogna, cioè io per pregare Dio non ho bisogno di andare in chiesa, Dio è dappertutto. Anche perché, ragazzi, ricordatevi, no? Quando, diciamo, all'inizio i discepoli diciamo, come disse Gesù, andate per il mondo a portare la mia parola. Non disse apritevi una casa e portate le persone dentro, quindi disse andate per il mondo a portare la mia parola. Quindi se vogliamo proprio andare con la logica, ragazzi, la Chiesa ha manipolato tutto. Quindi io sono uno che, di quelli che crede sì, ma in Dio, Gesù e lo Spirito Santo. Al di fuori di queste della Trinità, che poi è uno solo, io non credo in nessuno più. Quindi in effetti io non tengo bisogno di andare in chiesa
per pregare, per cercare aiuto a Dio. Io posso stare a casa, posso stare nel bagno, posso stare in mezzo alla strada, posso parlare con qualcuno in un luogo qualsiasi, in mezzo al mare, sulla spiaggia, ovunque. Io non ho bisogno di pregare Dio stando in chiesa, anche perché Dio fu chiaro, anzi Gesù fu chiaro, che disse andate per il mondo a portare la mia parola. Non disse ragazzi andate in ogni città, costruite una chiesa oppure una cosa e venite a pregare tutti quanti qua. Quindi diciamo che la chiesa l'ha girata tutta a modo suo, la storia. La chiesa ha 1 milione di morti sopra. Qua parliamo solo dell'inquisizione delle streghe, ragazzi. Quindi diciamo che 70 papi hanno fatto una caccia alle streghe maledettamente. Quindi hanno ucciso oltre 1 milione di donne e bambine. Poi mi venite a raccontare che la Chiesa Cattolica è così, perché a volte Giuseppe tu devi pregare perché la Chiesa ti fa l'Eucarestia, ti fa quello. Un'altra cosa che io sono cattolico ragazzi, però a modo mio. Cioè non sono né testimone di Geova, non sono nulla, né ortodosso come qualcuno mi ha chiamato, no. Io seguo le regole mie. In effetti il battesimo, ragazzi, si deve fare quando uno crede in Dio, quando uno crede in quello che vuole, quando io credo fermamente in Dio. Invece il battesimo si fa a 5-6 mesi. Mi dite voi a me un bambino di 5 mesi che cosa capisce? Capisce l'amore di Dio, la cosa di Dio. Facciamo un esempio che il bambino non vuole essere cattolico, vuole essere protestante, ortodosso, islamista e induista. Gesù stesso si è battezzato Giovanni Battista a 30 anni e passati. Allora il battesimo si fa quando uno è convinto della propria cosa che ha con Dio, che vuole accettare Dio nella sua anima. Allora in quel momento si fa il battesimo. Si deve prima credere per essere battezzati. Invece la Chiesa se ne esce, anche voi, molti di voi che sono cattolici e lo so, difatti abbiamo più volte discusso su questi fatti di religione, addirittura cioè, concerti ci ho bisticciato, quindi perché siete convinti, dicono no, quello poi la mamma e il papà sono loro che decidono. Che cosa decidono? Loro vogliono decidere per conto di un altro, ragazzi. No, non è che io posso decidere per mio figlio di battezzarlo per dire no, quello a papà tu credi a Dio. Che fa? Quello a 5 mesi che capisce? Cioè in effetti la Chiesa, ragazzi, ha raggirato tutti, parliamoci chiaro, ha fatto un macello. Parlare di un altro peccato della Chiesa, le crociate. Le crociate che cosa erano, ragazzi? In effetti era una guerra di Dio. Quindi immaginate già che Dio fa la guerra, già è ridicolo. Cioè Dio fa la guerra, perché chiunque non credeva nel cattolicesimo è ammazzato, donna, bambino, qualunque persona. Quindi chiunque non accettava Dio, non diventava cattolico, veniva massacrato. E le crociate hanno milioni e milioni di morti sulle spalle. Quindi ditemi voi, in questi secoli, qua si parla dal 1200 fino a, diciamo, a 1800 più o meno, ci sono stati massacri della Chiesa spaventosi, l'inquisizione prima delle streghe, tutte le donne erano streghe, qualcosa che non poteva essere spiegato, eretico, strega. Quindi poi hanno incominciato a fare le crociate, tutti quanti a uccidere il nome di Dio. Questo è nuovo a me, un Dio che dice se quello non crede. Io non credo che Dio se scenderebbe ora sulla terra e direbbe quello non crede in me, non gli farebbe nulla. In effetti, come dite voi, a volte dice no, Dio dà il libero arbitrio, quindi ognuno può scegliere il bene e il male. E allora perché la Chiesa ha fatto questo massacro? Ognuno ha il libero arbitrio, quindi ciao Arianna, può scegliere il bene e il male, quindi perché uccidere tanta gente solo perché non credevano nella nostra religione, il cattolicesimo in effetti?
Quindi in effetti la Chiesa ha tanti peccati, la Chiesa che neanche immaginiamo. Quindi a volte qualcuno, qualche cattolico ancora che esiste, che sono fissati nell'Apocalisse, in queste cose qua, ragazzi, queste cose da film. Quindi diciamo che la vera Bibbia, ragazzi, forse davvero non la conosciamo proprio. Quindi secondo me quel libro che ci hanno fatto vedere, che è un libro sacro secondo noi, secondo me le parole di Dio, di Gesù, non sono là dentro. Là è tutto scritto da persone, persone, persone e persone. Penso che nei secoli, nei secoli e nei secoli sia stato tutto cambiato. Quindi ditemi voi, hanno bruciato milioni di donne che erano streghe, hanno fatto le famose crociate e hanno ucciso in nome di Dio. Quante cose ancora vogliamo dire della Chiesa? L'ultima, recentemente, ragazzi, questo è assurdo addirittura, la Chiesa ha sempre negato l'esistenza degli alieni, chiamiamolo così. Che cosa fa la Chiesa, il Vaticano? In effetti apre un telescopio, lo chiama Lucifero, Lucifer, spende miliardi di euro e questo telescopio sapete che cosa ha il compito di fare? Non di monitorare gli asteroidi, non di vedere lo spazio, diciamo, infinito, galassie oppure no. Studio di esobiologia. L'esobiologia è la forme di vita aliene. Pensate un po' che la Chiesa. La Chiesa ha sempre rinnegato l'esistenza degli alieni, perché dice che sono demoni o altre stronzate più o meno così, ragazzi. Quindi ogni volta qualcuno se ne esce e dice no, sono i demoni, Satana, gli angeli ribelli che fanno, sono gli UFO. E quindi il Vaticano ha fatto questo osservatorio, diciamo, un telescopio costosissimo, non so quanti miliardi di euro ha speso, per studiare l'esobiologia, che sarebbe la forma di vita aliene extraterrestre. Ma mi dite voi dove ci sta il paradosso qui? Quindi prima dici che non credi e poi mi vai a spendere 50-60 miliardi di euro per avere un telescopio che poi, ragazzi, la cosa più bella, ragazzi, è che è comandato, non comandato, voglio dire, diciamo, lo tiene sotto osservazione i gesuiti. I gesuiti, voi sapete che sono l'ordine di Papa Francesco. In effetti i gesuiti sono quelli là un po' più particolari, quindi un ordine un po', diciamo, non tanto affidabile. Quindi ditemi voi la Chiesa dove sta qui. Io credo che la Chiesa vera e propria, ragazzi, sinceramente non esiste. In effetti si sentono tante cose sulla Chiesa che fanno paura. Allora qua purtroppo ognuno poi è libero di pensare che cosa vuole, perché è giusto che sia così, però riflettete, milioni di donne e bambine uccise perché dichiarate streghe. Poi finiscono con l'inquisizione delle streghe, incominciano con le crociate. Uccidono tutti in nome di Dio. Chi non era cattolico, chi non credeva in Dio e in Gesù veniva ucciso. Altri milioni di morti in nome di Dio. Ditemi voi, questa è la Chiesa di Dio, ragazzi? Io credo di no. Quindi potete essere cattolici quando volete voi, ciao lol. La Chiesa ha più peccati, ha portato più anime all'inferno di tutto, diciamo, il mondo messo insieme. In effetti la Chiesa è la più grande peccatrice che ci sia. Danno la colpa a Lucifero, danno la colpa a Satana, danno la colpa della Chiesa in effetti. Hanno ucciso il nome di Dio. Io credo che nessun Dio che si chiama Dio, si chiama Maometto, si chiama Buddha, o come islamista, buddismo, tutto quello che volete voi, Jehovah, io credo che nessun Dio
ucciderebbe mai in suo nome, quindi partiamo da questo. Se è Dio, è un Dio buono, nessun Dio ordina di uccidere. Ciao avvocatella, stiamo parlando delle streghe, che la Chiesa ha fatto, diciamo, un massacro dal 1200 al 1800. In effetti, sì, di te è. Quindi ha messo al rogo oltre 1 milione di donne, bambine, bambini. Poi dopo di questo ha finito con l'inquisizione delle streghe e ha incominciato con la, diciamo, con le crociate, altri milioni di morti in nome di Dio. Poi sul canale mi vengono a dire che la Chiesa è brava, che la Chiesa è così. La Chiesa ha più peccati di tutti noi messi insieme sulla faccia della terra. In effetti 70 anni di papi, tutti 70 papi, tutti addirittura che stanno sepolti sotto a Duomo, io li scaverei a uno, sinceramente. Hanno ucciso milioni di persone, quindi hanno fatto tipo un olocausto, quindi poi vogliono condannare quello che è successo in Germania. Loro hanno fatto di peggio, quindi stiamo là al finale. Quindi in effetti le crociate hanno fatto un massacro, chiunque non credeva veniva fatto fuori, quindi non credi in Dio e fate fuori. No, mi arrabbio perché a volte le persone dicono ma quella la Chiesa è brava, ma quella... questi sono convinti, avvocate, che la Chiesa è così, la Chiesa è così, questi sono convintissimi. Cioè, ma la storia la sanno, non la sanno. Io a volte dico, ma questi hanno studiato un pochino, o glielo devo dire io ogni volta. L'inquisizione delle streghe ha portato 1 milione di morti, di bambine e ragazze e donne. Le crociate 5-6 milioni di morti, perché non credevano giustamente in Dio, nella religione cattolica. Poi vogliono parlare sul canale che la Chiesa è brava, i papi sono bravi e tutto, cioè, questo qua diciamo mi fa arrabbiare un po', in effetti dico, ma dove vivete? Nel Giurassico? Cioè stiamo ancora all'età della pietra. Cioè quello che è vero, quello che non è vero non è vero. Quindi non possono difendere una cosa che è indifendibile. Quindi pensa che addirittura ho letto proprio una frase pazzesca. Pensa, per vedere se uno era una strega, senti un poco che facevano. Mettevano una pietra intorno al collo della strega. Ciao vivela. E la buttavano in acqua con la pietra. Se la donna affogava era innocente, se invece non affogava era una strega. Quindi comunque in tutti e due i modi avvocati morivano. Quindi vedi che invenzione si sono fatti questi. Cioè se era innocente affogava, se invece era una strega galleggiava, e quindi poi dopo la davano fuoco e quindi moriva lo stesso. Quindi in entrambi i casi, ragazzi, non è che quella non strega non si salvava. Vedi che è pazzesco, ma in effetti Papa Innocenzo V autorizzò l'uso della tortura. Qua si parla dei papi, non sto parlando io. Poi Alessandro V diede potere di torturare e uccidere in caso di stregheria coinvolgente l'eresia. Poi Papa Innocento VII mise un'altra bolla, quindi gli ordinava di inquisire sistematicamente per scoprire, torturare e giustiziare le streghe in tutta Europa. Quindi queste sono cose che stanno nelle bolle papali, non è che le faccio io. Quindi allora l'Inquisizione torturò e bruciò sul rogo milioni di persone innocenti. Erano accusate di stregoneria, di eresia, di dogmi religiosi e giudicate senza processo. Quindi in effetti non si faceva nessun processo. Quindi quando ti accusavano di stregoneria, al rogo non è che ti facevano un processo per vedere se forse era vero, no, direttamente al rogo. Difatti sul rogo non sfuggiva nessuno. Quella nella foto è una bella strega, ma io lo sono di più. Allora vogliamo la foto pure a te, dai, tutti quanti a mettere le foto su
su YouTube, solo io qua l'ho messo la foto, mo. Allora, Avvocatella non l'ha messo, Marica non l'ha messo, tu non l'hai messo, nessuno l'ha messo la foto. Se quella là in foto, devo crederti? Voglio un'altra foto. Allora cambia foto. Voglio vedere la stessa faccia che vedo mo però. Quindi ragazzi, diciamo che per tutti questi secoli la Chiesa ha fatto davvero un macello, quindi in effetti quando a volte mi chiamano, diciamo, io mi chiamo Rosa Perrotta, quindi in effetti quando loro mi dicono Giuseppe la Chiesa è così, la deve andare in Chiesa perché la Chiesa è così, allora Rosa Perrotta, non lo so, ti dico una bugia. Quindi diciamo non è che mi arrabbio, a volte dice Avvocatella che io mi arrabbio, no, è che la gente a volte diciamo è un po' dura in effetti perché non riesce a capire la Chiesa che cosa ha combinato. Quindi a volte dico ma possibile che questi non ci arrivano da solo? E sono tutti convintissimi, eh. Rosa Perrotta, ma di che parte sei? Salerno? Allora, fammi vedere, fammi vedere. Rosa Perrotta. Dovresti essere di Nocera, inferiore. No, io vedo una Rosa Perrotta, Università degli Studi di Salerno, Nocera inferiore, a frequentare. Non lo so, poi così vedo. Però ce ne sono un sacco, ne è una sola. A Cattanisetta, ok. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona serata, ci sentiamo dopo con un altro video, prima di questo faccio l'ultimo video, vediamo che cosa trovare, qualcosa di alieno, quindi di Salerno, e vediamo che cosa fare. Ci sentiamo dopo, ciao Avvocatella, quindi a dopo, vediamo che video fare. Dopo l'Inquisizione vediamo adesso che dire. Va bene, ciao, ciao Vipera, ciao Avvocatella.